Il bianco, la perfezione della resa, quasi un neoclassicismo contemporaneo che richiama proprio le opere del Canova custodite negli spazi interni del Museo Civico. Un dialogo artistico tra dentro e fuori, tra passato e presente. Il chiostro da oggi ospita l'installazione firmata Giovanni Casellato. Sono partito dai sassi del Piave, che sono dei sassi che sono a me vicini dove abito. Sono sassi arrotondati, sassi che scivolano via. Irraggiungibili, forme tangibili ma al contempo sfuggenti. 7 sculture in ferro smaltato bianco di circa 4 metri che si presentano come forme perfette nella loro purezza cromatica. Figure verticali, sole, a coppie che sottili si allungano verso l'alto. Figure che sembrano sentire, magari anche ascoltare, pensate sempre in luoghi significativi. In spazi comunque dove c'è una grande energia, dove c'è una certa sacralità comunque sicuramente, che sia una chiesa, che sia un chiostro. L'arte contemporanea diventa un appuntamento oramai immancabile per i musei civici e sono in allestimento già altre novità per l'estate. Ci saranno molti interventi di contemporaneo, sempre con un tema conduttore, che è quello di valorizzare il patrimonio di Bassano, quindi un contemporaneo che si mette in dialogo col patrimonio bassanese, con i suoi cittadini e con la sua grande cultura.